Fatto, dai, partiti. 1 grado segna il termostato della macchina, mi sono vestito anche leggeretto. Sarà vestirsi di più, tipo non so, con un scafandro, roba del genere, porco cane, brucia qualche copertone qua dentro. Mamma mia. 8,55. Siamo appena partiti, ho 44 km da me a lì. 44 andare, 44 tornare, sarebbe veramente una grandissima seccatura. Poi anche i consumi, cioè uno va a lavorare per mantenere la macchina. Giustamente sono qua che sto andando ai 70-80 all'ora, la gente mi sorpassa come cazza i cazzati perché sei di prima mattina tutti esauriti, stavo immaginando la scena, no? Ma ho le sospensioni della Smart che mi hanno salutato ancora tanto tempo fa, mi hanno detto guarda è stato bello, però insomma adesso noi prendiamo la nostra strada, tu la tua, e non ci sono più le sospensioni, insomma. E ciao no, bravo, attraversa con rosso, bravo. E così c'è la brina per terra, cioè si prende una buchetta qua con la brina, con questa macchina qua, faccio le piroette, che di prima mattina cioè viene anche la nausea. Alla rotonda prendi la terza uscita e prendi Ok, terza uscita. È pieno di vecchi che giocano con la loro vita. Quando le strisce erano qua vecchia, hai capito? Sto andando anche relativamente piano perché io dico a me che metti c'è sto lavoro qua in una della miseria, cioè se ci vado col camper devo anche altre velocità, devo vedere un attimo quanto ci metto. Adesso velocità di crociera siamo ai 70 all'ora, vediamo. Sono le 9, sono già le 9, quindi un quarto d'ora e siamo ancora nei pressi di casa praticamente. Fantastico, bellissimo, mi piace. Ma guarda che cielo, almeno questo. Mai visto che cielo? Cioè almeno quello mi ripago con quello. I colori di oggi, eccoli qua. Cosa abbiamo? Un giallo e un celestino pastellato, che però in camera vengono diversi. In camera c'è un blu vecchia coperta anni 80 e un giallo gomma piuma. E metti c'è sto lavoro qua in una della miseria, cioè se ci vado col camper devo anche altre velocità, devo vedere un attimo quanto ci metto. Adesso velocità di crociera siamo ai 70 all'ora. Sono le 9, quindi un quarto d'ora e siamo ancora nei pressi di casa praticamente. Hai visto che cielo? Cioè almeno quello mi ripago con quello. I colori di oggi, eccoli qua. Cosa abbiamo? Un giallo e un celestino pastellato, che però in camera vengono diversi. In camera c'è un blu vecchia coperta anni 80 e un giallo gomma piuma. Comunque vabbè, dai, in ogni caso domani è il gran giorno, domani mi arriva la casa o il camper, chiamiamola come si vuole. Buongiorno sole. E ho già iniziato a preparare tutta la roba, no? È un'arte alla fine di gestire le stesse cose alla fine nel modo in cui vuoi, ma il risultato alla fine bene o male è sempre quello. Voglio dire, noi adesso cosa stiamo facendo? Dobbiamo andare in un posto, fare un colloquio, che tu sei incazzato, stressato, come diceva il buon De André, che fai della vita una commedia divertente, cosa ti cambia? Cioè sempre là ci arrivi, no? Sta faccia non è che non sono allegro, è che di prima mattina è solo un trauma, cioè anche per i muscoli facciali, per tutto proprio, hanno bisogno dei loro tempi per svegliarsi. Sta venendo fuori anche il sole, buongiorno sole. E scegliamo di essere felici, scegliamo di documentare questa felicità, questa commedia, questa recita, questo sogno, come lo chiamano tanti, questa cosa che è la vita, questo andare in un posto
cui non so se voglio andarci, non so se mi conviene andarci, non so che cambiamenti potrebbe portare alla mia vita. È anche pericoloso, potrebbe portare ai cambiamenti stazionari, cioè prolungarmi più del dovuto, del pensato e rimanere ancora in queste situazioni di stress, traffico, monotonia. È una cosa a cui cerco di star ben distante. Nei miei progetti c'è ovviamente sì adesso trovare un lavoro per 1 anno, 2 anni, quel che serve, perché devo prepararlo sto camper, cioè non posso trovarmi, non so, in Scozia o altri paesi magari un po' più freddi, senza un secondo riscaldamento o con poca energia elettrica, ma non trovo dove andare ad attaccarmi a scrocco. Quindi anche lì tanti fotovoltaici, il computer nuovo da prendere, purtroppo giustamente il fisso non lo posso montare nel camper, mi brucio le batterie. C'è un'altra cosa importante che devo imparare, ma imparare nel senso metterla in pratica, andare oltre la teorizzazione delle cose. Io adesso stavo parlando con te, stavo facendo il vlog, mi sorpassa una macchina, no? E cosa mi viene d'istinto? Di abbassare la fotocamera, no? Cioè proprio un po' quel senso, non di vergogna, però non so se mi spiego. È una cosa veramente stupida da sorpassare, cioè sarà più vergognosa la monotonia, la morte interiore di quelle persone che vivono nei loro schemi quotidiani, nel disegnetto tracciato, nelle linee da unire. Mamma mia, e poi che c'è di male? Cioè il culetto ce l'ho quella dentro le mutande, voglio dire, non è che... Sono già le 9:11, cazzo, ci vuole un sacco di tempo, cioè siamo agli 80 all'ora, io adesso eventualmente accelero per non far proprio brutta figura ai cazzi il colloquio, però ragazzi, se uno si perde una giornata per strada, porca di quella miseria, rottura di cazzo. Che alla fine dai, a tirarti un po' su di umore c'è anche questa bellissima giornata con questi colori un po' cartone animato, guarda. Sai lì i gabbiani che rincorrono il trattore, gli dicono dai stronzo, lasciaci a mangiare anche a noi. C'è questo sole che si specchia sull'erba che crea questo verde che in camera non vedi, accidenti, in camera è tutta un'altra roba. Tecnologia infingata. Adesso voi non venitemi addosso che io devo spostarmi. Capito capo? Capo! Dai! Bravo! Bravo capo! Bravo! 9:25, sono ancora completamente assonnato e mi sono già rotti i coglioni. Sì, svolto a destra, grazie Ciccia, sì, credo di aver capito dov'è il posto. Per la serie parcheggerei lì il camper, e vado in bicicletta a farmi la spesa o a piedi, non lo so. Certo che come contesto poi cos'ha il porta di quella troia, cioè non hai bei posti. Comunque andare in bici in centro, ma sei sempre in mezzo al traffico, in mezzo ai casini. Un'oretta di viaggio andare, un'oretta di viaggio tornare, sono 2 ore al giorno. Senza metti che il lavoro è di 8 ore al giorno, che è anche schiavismo, cioè fare un giorno più capirai, no? 8 più 2 fa 10, cioè 10 ore di rinuncia alla vita al giorno per i soldi. È vero che poi con i soldi mi preparo il camper e vado via molto più tranquillo, qualsiasi posto io poi devo andare. Che carina, c'era la signora, mi ha sorriso perché mi sono fermato per farla passare nelle strisce, ma io in realtà mi sono fermato per frenargli nel muso a quella dietro che mi sta sempre a culo. Però vedi, 2 cose buone in uno alla fine. Allora, intanto ho visto il posto dove dovrei andare, non vedo Ferrari e BMW fuori, però non vedo neanche macchine prese male come la mia. E adesso niente, vado nel posto dove devo trovarmi questo tipo che poi mi accompagna dentro per il colloquio.
www, mia nonna, ti ho chiamato per qualcosa io. E mi hanno buttato giù sti barboni, cioè io ho chiamato l'ACI per capire se sono loro l'ACI vero e proprio e non un'agenzia per i passaggi di proprietà. Questo perché quando fai i passaggi di proprietà ti costano dai 250 ai 300 euro, questo che sia macchine, moto, camper e quant'altro. Quando fai il passaggio di proprietà direttamente all'ACI paghi circa dagli 80-85 euro. Io li ho sempre fatti lì, ho pagato quella cifra. Quando vendo la gente ha fretta, non ha voglia eccetera, va in agenzia e si paga i suoi 300 bomboloni. E io volevo capire che erano questi, li ho trovati su Google Maps, sembrava l'ufficio ACI vero e proprio di Trieste, volevo un attimo chiamarli e parlare con qualcuno in modo per chiedere: signora, mi chiedete 2,50 anche voi? La serie, vado in agenzia o mi svango le balle per venire da voi perché mi fate 80? E vabbè, consultare il sito, lo sportello e... Italia! Eccoci qua, ho fatto il colloquio, no? Mi mancava come esperienza, no? Sai i colloqui, quelli da film, no? In queste sale riunioni dove si siedono tutti dall'altra parte e cercano di metterti al torchio. Era tranquillo, spigliatissimo. Credo di aver lasciato una buona impressione, solo che il posto è distante, cioè io capisco anche che devo prepararmi il camper per partire, però non lo so, tanti chilometri e lo stipendio non so se vale la pena, forse mi conviene aspettare un po' e trovare qualcosa più da me. E l'azienda è un'azienda molto grande, molto dentro, era molto lussuosa, ragazzi, sembrava di essere in un film. Però vediamo, dai, domani è un altro giorno, chi lo sa. Tanto adesso andiamo a berci un caffè, me lo sono meritato solo per la levataccia che ho fatto. Levataccia, adesso è arrivato qua alle 10. Pensa quando devo arrivare qua alle 8:30, cioè pensa che vita, Che vita, la fanno tantissime persone, voglio dire, però devi essere qui alle 8:30, che significa un'ora di strada, devi partire letteralmente da casa alle 7:30, passo un incontromano, scopriamolo, se arriva avanti uno, devo dire che era un incontromano, comunque dicevo, partire da casa alle 7:30 significa che devo alzarmi alle 6:30, parole. Domani comunque è il gran giorno, manca uno. Devo ancora realizzare, credo che me ne renderò conto e inizierò a essere felice dopo aver messo la prima, insomma, dopo essere partito. Anzi, dopo aver messo la seconda, dai. Sì, allora gli dirò: ho il camper, ho la casa, ho la Iuri mobile.